Buonasera, ben ritrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì con i primi cittadini. Il primo cittadino di questa sera, un onore averlo qui con noi, un piacere, è il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Come va? Bene, diciamo potrebbe andare meglio, ma in un periodo di crisi e di grande difficoltà che durerà molti Cosa vorrebbe anni. dire potrebbe andare meglio? Potrebbe andare meglio perché se non ci fosse questa crisi che morde le famiglie soprattutto, perché poi è chiaro che sono quelle che pagano di più, si tribulerebbe meno noi come amministratori e ovviamente appunto le famiglie stesse. Però considerando insomma, la situazione generale bisogna sempre guardarla dal punto di vista ottimistico e pensare che potrebbe anche andare Ma è bello poi fare il sindaco. È bello fare il sindaco. A me piace moltissimo, io ho avuto la fortuna di aver vari ruoli, consigliere regionale, assessore regionale, venni eletto in provincia, sono stato anche eletto al Parlamento europeo 2 anni fa, dove ho rinunciato e dopo un mese mi sono dimesso per rimanere sindaco di Verona. E secondo me in tutti i ruoli diciamo, della politica, della pubblica amministrazione, il sindaco è il più bello in assoluto, non c'è paragone con nessun altro ruolo. È vero, il primo cittadino della tua città deve essere una soddisfazione, io credo. Ma è soprattutto per il rapporto che si crea con i cittadini, che in nessun altro ruolo riesce ad averlo, perché il cittadino, tu sei il suo sindaco e ti ferma, ti chiama per qualsiasi tipo di problema, che certe volte c'entra il comune, certe volte nemmeno, e tu sei giustamente in dovere di dare una risposta e ti si crea un rapporto diretto che veramente è l'unico ruolo. Affascinante. L'amministratore locale, diciamo il sindaco, l'assessore, sono quei ruoli dove riesci davvero a fare le cose, a essere concreto. Il sindaco è una delle più belle soddisfazioni che credo una persona possa avere nella città dove è nato, dove vive, insomma una bella soddisfazione. Vabbè, dopo questa chiacchierata, sindaco, così per questo cappello di trasmissione deve invece parlare della trasmissione che ovviamente affronterà temi per quanto riguarda la città Verona. Però prima di iniziare andiamo a conoscere bene Flavio Tosi con questa scheda. Flavio Tosi è il sindaco di Verona. È nato il 18 giugno del 1969 nel capoluogo scaligero dove tuttora vive. Padre impiegato, madre casalinga, nonno carabiniere. Ha ottenuto il diploma di maturità classica al liceo Scipione Maffei di Verona. Dopo la maturità ha frequentato per 2 anni la facoltà di ingegneria a Brescia. È diventato poi programmatore elettronico esercitando la professione di tecnico informatico. È mancino e da piccolo sognava di fare l'inventore. Bambino precoce, impara a scrivere a 4 anni, a rovescio come Leonardo da Vinci e a 5 a leggere. Non porta mai la cravatta, eccezion fatta per i manifesti elettorali. Molte le sue iniziative che hanno destato clamore. Ha proposto le entrate separate sui bus per gli extracomunitari e per i residenti, inventa le panchine con i braccioli centrali contro accattoni e vagabondi, si batte per la chiusura dei campi rom, introduce il divieto dei bivacchi in centro, il divieto di fumare nei parchi pubblici e le multe da 500 euro per i clienti delle prostitute. Si definisce un moderato. Nel marzo del 2011 un'indagine lo incorona il sindaco più amato d'Italia, a pari merito con Matteo Renzi, allora sindaco di Firenze. È stato sposato con Stefania Villanova, ex impiegata della regione. La compagna attuale è Patrizia Bisinella, senatrice di Fare. La vita politica. A 25 anni viene eletto consigliere comunale a Verona. Nell'aprile del 2000 diventa consigliere regionale e viene rieletto nel 2005 ottenendo il record assoluto di preferenze. Diventa poi assessore alla sanità del Veneto, carica che conserva fino alle amministrative del 2007, quando con il 60,75 dei voti viene eletto sindaco di Verona. Nel 2012 è riconfermato con il 57,35% delle preferenze. Alle europee del 2014 Flavio Tosi, candidato dalla Lega Nord, viene eletto con 99.567 preferenze, ma si dimette subito per continuare a fare il sindaco. Lo strappo con il Carroccio alle regionali del 2015. Il Consiglio federale della Lega tenta di imporsi sulla formazione delle liste, nominando Giampaolo Dozzo commissario ad acta della Liga Veneta, una decisione che viene però rifiutata dal Consiglio della Liga Veneta. Il 10 marzo il segretario federale Matteo Salvini, che non vuole trattare, decide di allontanare Flavio Tosi dal partito. Ricevuta la notifica, il 14 marzo 2015 Tosi lancia la propria candidatura a governatore della regione
Regione Veneto, uscendo dalle urne con il 12% delle preferenze, pari a oltre 260.000 voti. Il 21 luglio dello stesso anno a Montecitorio Tosi ufficializza la nascita di Fare assieme ai parlamentari fuoriusciti dal Carroccio per aderire al suo nuovo soggetto politico. Sindaco Flavio Tosi, da questa scheda spero che non abbiamo sbagliato nulla, si può fare già la trasmissione perché è una scheda davvero, credo, tra quelle di presentazione dei miei ospiti sicuramente la più lunga, la più interessante e ricca davvero di spunti da cogliere. Da 4 anni lei era mancino, voleva fare l'inventore, insomma tutte queste belle cose, poi il non più accordo con Salvini, insomma una scheda dove possiamo ridurla in breve per poterla commentare. Ma in breve direi che secondo me è importante la coerenza, quindi portare avanti le proprie idee. Per carità, in politica poi si media, ci si confronta, però non bisogna mai, rispetto ai propri principi, che devono essere saldi e da quelli non muoversi. E talvolta in nome della coerenza paghi anche dei prezzi, però stai bene con te stesso e credo che la gente ti rispetti di più se sei coerente piuttosto che salti di palo in frasca pur di avere un ruolo, una carega, come si suol dire da noi in Veneto. E quindi noi abbiamo sempre cercato di essere molto lineari, molto coerenti e seri anche. Dispiaciuto di essere uscito dalla Lega, anche se ovviamente ha ragione, però per quanto riguarda Tosi è dispiaciuto? Beh, dispiaciuto sì, molto, perché sono stato in Lega per più di 25 anni, quindi diciamo in Veneto, in Lega in assoluto sono stato uno dei primissimi a entrare e di quelli che sono rimasti veramente per lungo tempo. Però mentre con Umberto Bossi, per quanto ci si confrontasse, spesso ci si scontrasse con Bossi, però era una persona intelligente e si trovava il punto di caduta. Con Maroni nessun problema perché ha il profilo della persona pragmatica, seria. Con Salvini c'è proprio un fatto anche di incompatibilità, perché lui ha portato la Lega su binari che non erano quelli della Lega, perché la Lega nasce autonomista, nasce federalista. Se guardate da anni, da quando è segretario lui, di federalismo la Lega non parla più, Salvini di federalismo non parla proprio, ha spostato la Lega anche da un punto di vista politico su posizioni estremiste e anche piuttosto populiste, e quindi il mio modo di fare è un altro, non sono mai stato un populista, faccio il sindaco e quindi come sindaco devi essere quadrato e coerente e credibile, e quindi con Salvini c'è proprio un fatto di totalmente diverso modo di fare politica. Nella scheda proprio da sindaco ha fatto delle istanze davvero impegnative, come quello dei campi rom, come quello delle prostitute, come quello di non far dormire gli accattoni sulle panchine. Ha avuto tutte successo o qualcuna meno? Beh, diciamo che per quanto riguarda i campi rom avevamo garantito la chiusura del campo rom quando siamo candidati nel 2007 e dopo 9 mesi il campo era chiuso. E senza fare come hanno fatto altri sindaci, dargli la casa popolare in cambio oppure fargli la variante urbanistica per trasformare un campo abusivo in un campo regolare, come è successo qua a Padova in questo caso. Noi l'abbiamo chiuso punto, in maniera molto anche lì, senza ruspe, senza far tanto clamore, abbiamo come un campo nomadi viene aperto con un atto amministrativo si chiude. La prostituzione non la sconfiggi mai perché è un fenomeno, come si dice, il mestiere più antico del mondo, è vero. Va regolamentata, finché non si farà a livello nazionale una legge che la regolamenti, quindi che la vieti all'esterno, perché per strada non ha nessun senso, e regolamenti dove e come la si può fare in luogo chiuso, sarebbe quella la cosa più seria. In quel caso ci sarebbero controlli sanitari, tasse pagate, però siccome non è così, sto paese questa legge non ha il coraggio di farla, e quindi l'unico modo è quantomeno contenere il fenomeno. Interrompo, perché non ha il coraggio di farla? Perché abbiamo la Chiesa, perché c'è il Vaticano, per quale motivo, sindaco Tosi? Beh, diciamo che sicuramente negli anni passati da parte della Chiesa, che la Chiesa aveva un atteggiamento e un peso diverso rispetto ad oggi, rispetto alla politica, è stato anche quello uno dei motivi sicuramente. Oggi l'alibi non c'è più, perché intanto la Chiesa, Papa Francesco in primis, ma diciamo, ha un atteggiamento che comprende la realtà, e quindi la comprensione della realtà
vuol dire che, appunto, sapendo che è un fenomeno ineluttabile, quello della prostituzione, quantomeno va regolamentato, perché limitarsi a dire condannarlo non esiste e mettersi le fette di salame sugli occhi è sciocco. E quindi quello che può fare un sindaco è, come abbiamo fatto a Verona, noi quando siamo insediati le prostitute erano più di 100 sulle strade cittadine, oggi sono 10-15, sono 10-15 monitorate, controllate. Noi quando ci sono segnalazioni è prevista una multa di 450 euro per la prostituta, ma soprattutto per il cliente, perché il cliente è quello che paga. La prostituta normalmente non le paga perché sono quasi sempre senza nulla di intestato e lo sanno, e quindi sanno di poter prendere multe e cavarsela impunemente in Italia. Mentre invece il cliente evidentemente ha proprietà e quant'altro, e quindi la multa la paga, e quindi diventa un deterrente, perché 450 euro di multa è un deterrente serio. E allora appunto siamo riusciti a ridurle a meno di un decimo quella che era la loro presenza, soprattutto cercando di fare in modo che non stiano dove ci sono le abitazioni, cioè dove sono le abitazioni, sotto le abitazioni per strada è inammissibile, perché per le famiglie, per i bambini, insomma, è un fatto di decoro urbano e di degrado. Vabbè, allora cominciamo. Ieri il sindaco è stato a Roma per fare una proposta elettorale importante per far rimanere in galera, lo dico in maniera semplice, quelli che praticamente entrano nelle case e fanno quello che stanno facendo in tutte le case, uccidono, fanno del male, rubano. È stata positiva questa uscita, questa proposta? Speriamo che possa passare. Ieri è stata estesa dalla senatrice Bisinella e dalle altre senatrici, la Manuela Munerato e la senatrice Bellotta, Raffaella, hanno chiesto a altri senatori, altri colleghi di sottoscrivere il progetto, a chiunque, non a chi la pensa politicamente come te, perché è un progetto, anche lì appunto come si diceva prima, basato sulla concretezza e la serietà. Oggi il problema drammatico io lo vivo da sindaco, perché come sindaco queste cose le vieni a sapere tutte puntualmente, perché comunque sono venuti anche nei garage di casa mia, del mio caseggiato, un paio d'anni fa, i finestrini in strada li hanno fatti anche nella mia via, perché c'è un'esplosione di furti, perché chi ruba sa che quasi mai va in galera, oppure ci vai e ci resta un giorno, e questo è il problema principale. Noi come amministrazione stiamo, anche domani, praticamente ogni settimana vai a fare un sopralluogo per individuare dove mettere nuove telecamere, installare nuove telecamere, quindi sta esplodendo il numero delle telecamere, che è un deterrente, perché insomma almeno rendi più sicura la zona e più facile l'identificazione, perché quando hai molte telecamere installate vedi le targhe, vedi le persone, sì. Però non è che puoi mettere telecamere ovunque, polizia municipale Ma perché Flavio Tosi, di fronte a una proposta di legge che è una proposta di legge, mi sembra di una semplicità e naturale, ci sono queste difficoltà, ma per quale motivo la politica deve essere così ottusa? Vediamo se non passa. Io spero che passi, perché è una proposta di legge molto semplice, perché triplica in buona sostanza le pene per chi fa furti o rapine in appartamento o in esercizi commerciali, e quindi rende automatica la galera. Cioè, con questo inasprimento delle pene abbiamo anche previsto che sia pressoché impossibile ricorrere ai domiciliari, quindi uno ruba e va in galera. Noi speriamo che passi proprio per questo motivo, perché è una proposta equilibrata. Quando decideranno se passa o no questa proposta? Adesso bisognerà che i capigruppo ne parlino, perché poi sono i capigruppo che devono calendarizzarla. È chiaro che poi è la maggioranza che decide se farla passare oppure no. E noi speriamo che la faccia passare, perché non è una proposta, non interessa, per dire, non è che interessa che passi quella, se anche il governo nell'ambito di un altro provvedimento recepisce quella idea, che è quella di far stare in galera chi ruba, a me va bene, non è che deve esserci per forza la firma Fare, certo, Flavio Tosi, a me interessa che passi. Certo, vabbè, ieri siamo stati a Verona e siamo andati a chiedere alla gente come si sta a Verona per quanto riguarda la sicurezza, la polizia, le strade, perché tutte le strade d'Italia, sindaco Tosi, tutti i sindaci che ho avuto qui, tutti hanno le buche, hanno problemi, non ci sono i soldi per fare manutenzione. No. Sentiamo cosa dice la gente di Verona. Le strade sono un po' ridotte, poi adesso la circolazione lì in Porta San Giorgio è una roba allucinante. Però ecco lì forse ci vorrebbe qualcosa da velocizzare un attimino, perché veramente ci sono colonne fino... Sono strade, una cosa indecente, e se si va fuori città in periferia è già tutta un'altra cosa, per cui è una cosa proprio indecente, potrei dire, scusate la parola, ma
cioè le macchine non sono neanche ormai. In città non si può più circolare, ormai capisco, la città è piccola, non è una città con grandi arterie, questo lo capisco, però e qui da parte mia c'è un po' il malcontento. Insomma. Vorrei che, come ho già segnalato anche alla polizia e ai carabinieri, che vengano effettuati un po' più di controlli sulle strade qua in via Montorio, Palazzoni, questa zona, che ultimamente ci sono stati parecchi furti, ma i controlli non aumentano, vedo poche pattuglie, troppe poche pattuglie in zona. Qualche strada ha necessità di essere sistemata con l'asfaltatura eccetera, problematiche particolari no, magari ecco, una maggior cura dei giardini. No, in particolare niente insomma, però che prosegua così che va bene. A Porta Vescovo ci sono un sacco di persone sbandati, diciamo così, che orinano eccetera, che sporcano, bevono ogni volta. Avevamo già segnalato per email e sarebbe cosa bella se si ripulissero un attimo i giardini, questo sì. Un problema c'è, è meglio che il sindaco controlli bene i passaggi pedonali che ci sono in città, soprattutto quelli dove scendo adesso io con l'autobus, che scendo in fondo dove c'è Corsini praticamente. Quello è un passaggio pedonabile con il semaforico, che io che sono non giovane ma neanche vecchia faccio fatica a fare. L'anno scorso bene o male c'era addirittura le scenografie dell'arena brutte messe lì, quest'anno hanno fatto una bella cosa perché hanno messo questa bella scenografia e tutto sommato va bene. L'anno scorso avevano accatastato, però non è tanto estetico vedere, diciamo così, una scenografia, un accatastamento di scenografie in questo modo su questa bella piazza che rovina praticamente la visione dell'arena. Beh, in una estate così calda i turisti e anche i cittadini veronesi avrebbero diritto di poter frequentare il più bel parco della città, che sarebbe l'Arsenale. Ne avevamo altre, Sindaco Froitos, tutti richiedono dalla manutenzione della strada, addirittura il passaggio per quando scende la signora dall'autobus. Al di là che l'impressione che abbiamo avuto ieri nel rimanere una giornata a Verona è che tutti sono abbastanza contenti del sindaco, però ognuno ha qualcosa da dire. Allora, rispondiamo a questi per capire com'è la situazione vera a Verona. Allora rispondiamo con dei numeri. Perché appunto il problema delle strade c'è, il problema della segnaletica stradale c'è, adesso abbiamo appena stanziato 650.000 euro proprio per rifare strisce pedonali, segnaletica orizzontale, che poi il problema è spesso, anzi spesso in Italia è quasi una brutta abitudine la mancata precedenza ai pedoni. C'è stato un investimento mortale a Verona in questi giorni, una signora fra l'altro dedita al volontariato, una figura importante dal punto di vista del sociale, è stata investita da un automobilista che è passato con un rosso che era scattato da 6 secondi, 6 secondi se uno si mette quell'orologio li guarda, 6 secondi sono un'enormità, un rosso passato da 6 secondi, passa quella bici e viene travolta, quindi veramente c'è anche poca, non da tutti, però insomma c'è anche poca educazione stradale. Per quanto riguarda le risorse, se si pensa, e credo che più o meno in proporzione in tutto il Veneto sia così, che una città come Verona noi abbiamo un bilancio di 300 milioni scarsi, io ho fermi in cassa 107 milioni di euro, cash, contanti, 107 milioni di euro fermi in cassa perché ne ho 32,5 fermi per il fondo dei crediti di dubbia esigibilità, che di fatto è uno dei vincoli del patto di stabilità, che sono delle cifre che lo Stato ti impone di accantonare senza significato e senza motivo. E poi ho gli altri 70, perché poi ce ne sono altri 70 per arrivare a oltre 100, che sono bloccati quelli in maniera diretta dal patto di stabilità. Quindi io ho delle risorse in cassa con le quali potrei, per fare un esempio paradossale, per capire cosa vuol dire come numeri, con quei soldi lì, se io partissi da Verona, andassi fino a Venezia e da Venezia fino a Belluno e asfalto l'autostrada A4, tutte le corsie in tutti i sensi di marcia, con quei soldi lì ne avanzo, per capire quanti soldi in cassa abbiamo, che sono un'enormità, e non possiamo usarli. E non si potranno mai usare questi soldi? Allora, per ora no, speriamo che quest'anno hanno mollato sul patto di stabilità per le scuole, ci hanno mollato 2 milioni, però ripeto ne abbiamo 107 fermi, quindi sono un'inezia. Il dramma è che
sono soldi, non sono spesi in più, sono avanzi di amministrazione che negli anni continuano ad accumularsi, quindi sono tutti gli anni ovviamente. Tu come sindaco su un bilancio di 300, siccome non devi sforare il patto di stabilità, perché il patto di stabilità ha delle conseguenze pesanti sull'anno dopo, perché lo Stato ti penalizza ulteriormente, ti taglia ancora risorse, quindi diventa ancora più complicato, quindi non sfori. Per non sforare su un bilancio di 300 milioni, avendo l'incertezza di quanto incassi di multe, di tasse eccetera, o anche di quanto, perché poi bisogna proprio, è l'incassato che vale per non sforare il patto, e quindi tu ogni anno avanzi milioni, perché comunque avanzi 3, avanzi 5, avanzi 10 per essere sicuro di non sforare. Oggi la regola cosa impone? Così lo spiego a chi ci ascolta. Impone che quando tu una volta l'avanzo amministrazione lo spendevi l'anno dopo, l'avanzo amministrazione li avevi avanzati, li hai lì, li spendi. Invece per le nuove regole del patto di stabilità che sono state stese così rispetto all'Europa, perché se pensate che un comune come Verona ha 100 milioni in cassa, vuol dire che a livello nazionale sono parecchie decine di miliardi ferme nelle casse dei comuni, e questo serve perché lo Stato figurativamente riduce la spesa pubblica, perché in realtà quei soldi non vengono spesi, ma non sarebbe uno spreco o ulteriore spesa, sono soldi che sono lì dai cittadini disponibili per essere spesi. Sindaco. E dicevo, e chiudo, non si possono spendere perché oggi, mentre prima tu avevi l'avanzo, l'anno dopo li impiegavi, adesso no, adesso se tu fai un avanzo di 10 milioni, l'anno dopo tu devi avere maggiori entrate per 10 milioni per spendere i 10 che ti sono avanzati, ma tu maggiori entrate per 10 milioni le puoi fare aumentando le tasse di 10 milioni, quindi è una follia e quindi si accumula questo enorme avanzo d'amministrazione che ti viene impedito di spendere. E quindi le città, perché è un problema di tutti i sindaci, non ci potrà essere manutenzione, ci sarà anche un po' di degrado. Per questo motivo non c'è una soluzione. Allora, Flavio Tosi, almeno io ho capito, lo so che i sindaci sono andati a Roma, hanno protestato in tempi non sospetti, insomma, ma si può fare davvero qualcosa? Allora, noi come giunta quest'anno l'abbiamo stabilito 2 settimane fa che almeno 5 milioni, intanto l'abbiamo già deciso, anche con il parere negativo degli uffici, perché gli uffici appunto proprio per il patto di stabilità ti dicono che non puoi spenderli. Noi col parere negativo degli uffici 5 milioni li spendiamo comunque per le scuole, per le manutenzioni, quindi in più rispetto andiamo a usare quei 107 famosi per una parte. E speriamo entro la fine dell'anno di non sforare il patto di stabilità, ma non è possibile appunto che tu hai i cittadini che ti dicono i marciapiedi, le strade, le buche, le scuole e non poter far nulla avendo una montagna di soldi ferma. Quindi l'unica soluzione è forzare la mano, violare le regole, perché appunto viola le regole perché hai il parere contrario degli uffici, e spendere i soldi dei tuoi cittadini che li fermi. Altrimenti ci rimarranno le buche, insomma. Altrimenti la cosa è il paradosso è che tu hai cittadini che giustamente si lamentano, e adesso noi faremo anche una campagna di comunicazione proprio per spiegare questo, cioè per far capire che non è che è mala gestione, mal governo della città, anzi è una città che ha da parte una marea di risorse e non le può toccare. Come stanno i cittadini di Verona con le tasse? Allora noi nella classifica ufficiale che è stata pubblicata da Sole 24 Ore alcuni mesi fa, non tanto, un paio di mesi fa, 2 o 3 mesi fa, è stata pubblicata la classifica dei comuni capoluogo più tassati o meno tassati d'Italia. 4 dei comuni meno tassati a livello complessivo, che vuol dire la tassa sulla casa, i rifiuti, l'occupazione del suolo pubblico e quant'altro. Fra i 4 meno tassati d'Italia come capoluogo c'è Verona, quindi è un comune efficiente dal punto di vista della tassazione. E per quanto riguarda i rifiuti funziona bene a Verona? Per quanto riguarda i rifiuti siamo, per quello alla fine sono una serie di componenti, per quanto riguarda i rifiuti siamo una delle città che per quanto riguarda rifiuti e acqua in particolare abbiamo le bollette meno care d'Italia, e questa è una notizia di 15 giorni fa. In un sondaggio che è stato fatto a livello nazionale sul verde e sulla cura del verde, Verona è risultata una delle città dove la cura del verde, e quindi i giardini, le strade, che non è perfetta perché la perfezione non esiste, però è fra le più apprezzate d'Italia, perché appunto c'è uno sforzo. Devo ringraziare anche i dipendenti della nostra azienda Lamia, che appunto è pubblica totalmente del comune, perché lavorano con qualità dei servizi. E con le partecipate come va, Sindaco Tosi, a Verona? Con le partecipate noi la legge Madia non ci preoccupa, che è quella che adesso andrà a tagliare, ma anche giustamente se si fermano, se lo fanno in maniera precisa e puntuale, quindi vanno a tagliare o a far chiudere le aziende pubbliche inutili o in dissesto o in perdita, fan bene. Noi a Verona abbiamo tutte aziende pubbliche, noi abbiamo, credo sia quasi l'unica in Italia, ce ne saranno 3 in Italia, l'azienda di trasporto in attivo, perché l'azienda di trasporto di Verona l'anno scorso ha chiuso il bilancio in attivo con 1.800.000 euro,
perché sono state introdotte delle misure per quanto riguarda i controlli, è stato fatto un accordo con gli autisti degli autobus, che è un accordo sindacale, dove è l'autista che fa da controllore, quindi controlla che chi sale abbia il biglietto. Ovviamente gli riconosciamo qualcosa all'autista, come è giusto che sia, perché fa una mansione in più. Certo. I soldi per avere un controllore per autobus non ci sarebbero mai, però è chiaro che questo dà all'autista qualcosa in più in busta paga e lui ti dà una mano ad abbattere il numero dei cosiddetti portoghesi. Abbiamo le telecamere su quasi tutti gli autobus e anche questo è un deterrente anche evidentemente per furti con destrezza. Sì, poi ne parliamo, voglio sapere come vanno con le partecipate. E quindi trasporti a posto, l'azienda della multi-utility, che è la GSM, ogni anno fa 20-25 milioni di euro di utile e li versa in gran parte all'amministrazione comunale. E entro la fine dell'anno dovremo fare la fusione con Dolomiti Energia, che sarebbe la multi-utility del Trentino. È un'operazione, la nostra fattura 800 rotti milioni, Dolomiti Energia fa quasi il doppio, quindi viene fuori il quarto o quinto gruppo energetico d'Italia. Dopo abbiamo l'agenzia della casa che gestisce più di 5.000 appartamenti e anche quella è tranquillamente in pari, perché quella non deve fare utili perché è un'azienda speciale, e del resto la gestione degli alloggi popolari, l'importante è non perdere, guadagnarsi è oggettivamente difficile, e quindi diciamo l'AMIA, quella appunto del verde, è inattiva anche quella, quindi a livello di partecipate assolutamente nessuno. Facciamo un passo indietro, ci sono molte cose da chiedere ovviamente a un sindaco e torniamo per quanto riguarda le viabilità, per quanto riguarda le piste ciclabili, com'è la situazione a Verona? La situazione di una città complicata, perché mentre sulle zone nuove, le zone periferiche, riesci meglio a realizzare le piste ciclabili più sicure, più protette, con diciamo, il loro percorso, e quello lo fai. Dopo, quando arrivi in prossimità del centro, in particolari intersezioni, e ti trovi in difficoltà, perché spesso si prende a modello o il Trentino Alto Adige, che ha un sacco di soldi e quindi ha più facilità di fare interventi anche straordinari, oppure le città del nord Europa, che sono più recenti delle nostre, sono mica città romane, e quindi hanno la possibilità, sono moderne spesso. Lì è un altro mondo per quanto riguarda le biciclette. Mentre invece da noi, quando ti trovi in centro città, quando arrivi proprio nella città, c'è la difficoltà di ricavare gli spazi per le piste ciclabili, perché le strade sono strette, sono poche, insomma sono città vecchie con una vecchia impostazione e quindi soffrono di carenza di spazi per quanto riguarda. Però prima dicevano, qualche cittadino di Verona diceva, andare in centro con la macchina diventa problematico, come in tutte le città obiettivamente, anche perché la struttura delle nostre città è un po' diversa da quella del nord Europa. Però si può fare qualcosa, Flavio Tosi, per quanto riguarda Verona? Per quanto riguarda i parcheggi, noi abbiamo realizzato più di 2.000 posti auto complessivamente sotterranei, o in centro o a ridosso del centro, perché il parcheggio Cittadella è dietro Piazza Vra. Abbiamo aperto il parcheggio al gasometro, che è appena fuori al di là dell'Adige, il parcheggio all'ospedale di Borgo Trento, che anche quello è a ridosso della città, il parcheggio a San Zeno, che anche quello è attaccato al centro della città, quindi sono più di 2.000 posti auto ulteriori rispetto a quando ci siamo insediati, tutti sotterranei. Costi dei parcheggi? Costi dei parcheggi non particolarmente alti, 1 ora e mezzo, 2 euro l'ora, che per carità sono soldi, ma del resto chi investe sono investimenti privati, si remunerano attraverso la tariffa, e dopo adesso io direi ragionevolmente in settembre parte finalmente i lavori, perché appunto poi l'importante sono i lavori che partono del filobus, e quindi a quel punto sono 3 anni perché venga terminato, completamente finanziato, appaltato e quant'altro, e quindi con il filobus avremo una nuova offerta di trasporto pubblico, perché vuol dire una flotta completamente nuova di mezzi pubblici, aggiuntiva rispetto all'esistente, e quindi quella sarà una bella mano rispetto a sostituire il trasporto privato. Nel vedere Sindaco Tosi, le biciclette comunali che sono ad uso ovviamente della città, come stanno queste biciclette? Per esempio a Padova sono un po' malandate, c'è chi le ha rotte? Allora, il bike sharing è abbastanza recente, quindi non so da quanto sia a Padova, noi ce l'abbiamo da 3 anni circa. Sì. Sono molto ben tenute, e sta la ditta che diciamo promuove il bike sharing, perché chiaramente è una ditta esterna che ha vinto un appalto. Stiamo implementando il servizio perché c'è molta richiesta sia da parte dei veronesi, perché ci sono tantissimi abbonati, perché ci si abbona anche volendo, perché ci sono quelli che sono abituati a fare gli spostamenti usando il bike sharing, perché poi ovviamente vengono ricollocate dalla ditta nel posto originario. Anche i turisti, il turista ha la cultura molto spesso appunto della bicicletta, e
quindi anche molti turisti utilizzano il bike sharing per spostarsi nelle varie zone della città, e quindi continuiamo regolarmente a implementare il numero delle piazzole, perché c'è sempre più richieste. La stessa ditta dice va bene aumentare perché economicamente si sostiene, perché poi con la pubblicità sulle biciclette eccetera ma al di là di economicamente può che essere, non dico in futuro, un insegnamento per fare andare meno gente in macchina e anche i cittadini usare più la bicicletta. Insomma. Più si implementa questo servizio, che è anche appunto veramente un fatto culturale nel senso nobile del termine, più si implementa questo servizio e meno auto girano, e quindi il fatto che si stiano continuando a aumentare il numero delle bici, il numero delle piazzole del bike sharing è un fatto positivo proprio per questo, perché poi fa anche bene, perché poi andare in bici fa anche bene. Quando vedo Verona, il sindaco Tosi, è una, prescinde che io amo Venezia, però quando vedo Verona, l'Arena, mi vengono i brividi da non cittadino veronese nel vederla, perché è davvero una città, e quella zona soprattutto, parlo personalmente, vado al di là della trasmissione con lei, perché nel vedere l'immagine è davvero straordinaria, e eccola qui, è fantastica questa zona di Verona per quanto riguarda personalmente il mio pensiero su questa città. Senta, poi siamo andati anche a sentire come funzionano i negozi in centro, in tutte le città c'è una moria di negozi, una chiusura di negozi per via delle tassazioni, delle difficoltà economiche, ovviamente per via anche dei costi, e siamo andati ad intervistare il presidente della Confcommercio Paolo Arena, sentiamo cosa dice e poi commenteremo in studio. Presidente, parliamo di questa offerta della grande distribuzione organizzata che supera decisamente la domanda. Ma noi lo stiamo dichiarando a livello di Confcommercio Verona, ma anche regionale e nazionale, che questa situazione di un'eccessiva offerta sta creando una deregulation a livello di mercato. Sappiamo molto bene che in questi ultimi anni la domanda interna è in continua flessione, stiamo chiedendo alla politica di fare degli investimenti perché effettivamente la domanda possa ripartire, quindi la stessa torta viene suddivisa su più competitors. Quindi negozi di prossimità o comunque negozi del centro storico destinati a soccombere? Saranno destinati a soccombere se da un punto di vista tecnico le amministrazioni comunali o la regione non riusciranno a fare degli interventi per sostenere anche questi negozi all'interno. Interventi che significa necessariamente trovare delle modalità per far pagare meno imposte, perché oggi un imprenditore è costretto a pagare in Italia quasi il 60% di quello che è il suo ammontare di fatturato, quindi non più tendenzialmente sostenibile. Se poi all'interno di quel negozio viene a mancare anche una grande parte di fatturato, questo significa tendenzialmente non più sostenibilità di quell'impresa, e quella impresa è destinata poi alla fine a soccombere. In molti casi poi gli investimenti in grande distribuzione organizzata si trasformano in grandi cattedrali nel deserto. Tutto ciò deriva da una programmazione che non è stata dal nostro punto di vista così oculata, perché oggi troppi comuni presentano il loro PAT, troppi comuni presentano il loro centro commerciale, la Regione sicuramente deve mettersi nelle condizioni di programmare, molte le autorizzazioni che sono già state date nel passato e che oggi quindi portano alla possibilità di nuovi insediamenti. Quello che è certo è che quello che abbiamo misurato sta superando il 100% l'offerta rispetto che la domanda, e io dico attenzione, perché poi ritornare sui propri passi, cioè ritornare sui nostri centri commerciali naturali, che sono sempre state le piazze, i nostri centri storici delle nostre città, che sono state la nostra cultura, sarà molto molto complesso. Allora, abbiamo sentito le problematiche che ci sono a Verona, Sindaco Tosi. I problematiche sono in tutte le città, perché tutti i negozi del centro, parecchi chiudono, cambiano attività, per via di questi grandi e grossi centri commerciali. Prima di andare a fare questo ragionamento faccio una curiosità mia personale: non è che un domani la gente si stancherà anche dei centri commerciali e ritornerà in centro? Questa è una premessa, ma poi come si può rimediare a questa moria dei negozi in centro alle città? Ma allora, per quanto riguarda il centro, Verona vive una situazione particolare, nel senso positiva. Sempre per dati, le vie dove gli affitti dei negozi, le più care d'Italia, gli affitti più cari d'Italia, che cosa vuol dire? Vuol dire le vie con più afflusso, più turismo, più passaggi,
sono via Condotti e via del Corso a Roma, via Monte Napoleone a Firenze, a Milano, via non mi ricordo più cosa a Firenze, certo, e via Mazzini a Verona. Cioè via Mazzini è la quinta via per gli affitti più cara d'Italia ed è quanto viene un affitto per metro quadro? Ce lo può dire? Allora dipende da attività a attività, perché per dire un bar di Piazza Bra paga anche 8-10 mila euro al mese in via Mazzini ci sono negozi dove l'affitto mensile, in base anche alle dimensioni, è di gran lunga superiore, cioè viaggiano delle cifre, tant'è che se uno va in via Mazzini trova tutte le grandi firme, le città, Padova in centro si pagano anche 30.000 euro. No, ma ripeto, si parla anche di 100.000 in base alle dimensioni del negozio, parlo di mensili, perché appunto Verona è più cara di Padova da questo punto di vista, perché noi siamo la terza provincia per turismo d'Italia, la quarta ce la battiamo con Firenze, città turistica d'Italia, e quindi questo, se adesso voi andate su Booking, tanto per dire, e provate a cercare una stanza a Verona in questi giorni, non la trovate, una stanza libera d'albergo, e questo perché appunto c'è stata un'esplosione del turismo, e quindi per quanto riguarda il centro soffre meno magari delle periferie rispetto ai negozi. Le periferie soffrono perché ovviamente la concorrenza dei centri commerciali c'è, noi come amministrazione stiamo aprendo 2 centri commerciali, del resto Verona città, il capoluogo di Verona fa 256.000 abitanti, noi siamo ad oggi ancora a 0, perché in realtà centro commerciale in città non ce n'è nemmeno uno, ne stiamo aprendo 2, considerando che i comuni di cintura, che sono comuni molto più piccoli, perché i comuni di cintura a Verona, il più grande fa 25-26.000 abitanti e ci sono comuni anche di 8-10.000 abitanti, e ci sono comuni che sono pieni di centri commerciali, cioè tutto quello che sta attorno alla città si è riempito di centri commerciali, e quindi il capoluogo ne ha sofferto in termini di traffico, perché comunque poi l'aggregazione pesa sulla città, ma in termini di beneficio fiscale la città è rimasta a 0, e quindi adesso noi stiamo facendo 2 trasformazioni urbanistiche, quindi sono riconversioni di aree dismesse, e quindi a breve apriranno 2 centri commerciali anche a Verona città, che per carità non è magari la scelta migliore possibile, però per riconvertire un'area dismessa o ci fai un centro commerciale, perché poi dipende anche dalla proprietà, non gli puoi dire ci fai appartamenti, uno ci fa quello che economicamente gli regge sul mercato, e poi perché, ripeto, rispetto al circostante che è pieno di centri commerciali, una città di 256.000 abitanti che abbia 2 centri commerciali che sono il frutto di 2 aree degradate, dismesse, trasformate in commerciale, ci può stare. Scusi Sindaco, l'Esselunga o l'Ikea questi? No, l'Esselunga fa un ipermercato, quindi un supermercato per capirci, certo. L'Esselunga fa una cosa decisamente di tono inferiore. Sono 2 centri commerciali che sono uno a Verona Sud, uno in centro città, abbastanza in centro, insomma lì nella zona della fiera lì vicino, e Ikea, quello bisogna vedere se adesso che ci confronteremo con la regione, se veniamo autorizzati, perché Ikea quello non è in città, è in periferia, ovviamente. È un po' come qua a Padova, è attaccato al casello dell'autostrada. È la strategia dell'Ikea poi. Loro hanno degli standard, loro ti chiedono aree aperte, libere, agricole, vicino all'autostrada, vicino alla grande viabilità. Stanno aumentando, perché sapevo, Sindaco, che una volta chiedevano di costruire dei nuovi capannoni di Ikea a 150 km l'uno dall'altro. Mi sembra che le vicinanze si stiano accorciando. Hanno ridotto perché Ikea c'è a Padova, Ikea c'è a Brescia, e quindi in questo caso riducono la distanza di alcune decine di chilometri rispetto al loro standard, ma si vede che hanno i numeri. Dopo Ikea c'è da dire che rispetto appunto alla questione concorrenza, negozi piccoli e grande distribuzione, Ikea per politica loro, che è ragionevole perché così impatta meno, più o meno la metà di quello che vende, del venduto, lo fa fabbricare da mobilifici locali, e quindi va da aziende locali, e quindi quello insomma, rende meno impattante dal punto di vista del commercio la presenza di Ikea. Ecco, allora proprio allacciandoci a questo ragionamento dei negozi, dell'Ikea, come va, com'è il lavoro per i giovani a Verona? Allora, Verona, sempre dati statistici, la provincia di Verona è la provincia d'Italia con il più basso tasso di disoccupazione, siamo al 5% scarso, che non vuol dire che sia tutto perfetto, che non vuol dire che va tutto bene, vuol dire che l'economia gira, perché appunto ci sono grandi investimenti, se uno guarda l'asta di Verona Sud in particolare, grandi trasformazioni urbanistiche, grandi investimenti in questo senso.
E poi abbiamo dei settori, gli è stata anche fortuna per dire, perché tutta la filiera agroindustriale dove Verona è particolarmente forte, perché c'è il gruppo Veronesi che ha poi assorbito il gruppo AIA, tutto il Dolciario, Bauli, Melegatti, Rana, non li cito tutti, magari Paluani, non ci dimentichiamo i Campedelli che Saravi mi dice esatto, no, anche perché siccome io tifo l'AS sì. E quindi dopo dice che non lo cito, è vero, quando viene... e quindi mi scuso col presidente Campedelli, perché fra l'altro Paluani è una grande azienda con grandi numeri, gestita molto bene, l'ho visitata, bravi, assolutamente bravi, prodotti di qualità locali, perché fra l'altro sono quando viene qui mi dice di grandissima qualità, perché sono il suo giornalista preferito, tra virgolette, mi dice sempre a Verona non so perché io non riesco nemmeno a camminare perché mi fischiano, mi criticano anche camminando per Verona, mi dice. Non è vero. C'è rispetto per il Chievo, grande rispetto, perché lo dice un tifoso dell'Hellas da sempre, c'è grande rispetto perché oggi è stata fatta la presentazione della squadra del Chievo e sono andato perché è una società gestita bene, cioè, io tifo per una squadra che è finita in Serie B purtroppo, che è l'Hellas, e ho grandissimo rispetto e ammirazione per come è gestito il Chievo, perché con risorse limitate, gestione oculata, buona gestione dei vivai, è la stessa gestione che ha la Paluani, torniamo al discorso di prima, altrimenti andiamo a parlare di calcio. Dicevo, e quindi abbiamo possiamo parlare di calcio. Una filiera. Verona un po' meno, c'è una gestione un po' meno interessante. Diciamo che si tribula, purtroppo. E quindi abbiamo tutta questa filiera agroindustriale con la fiera, che ovviamente la fiera è un grande promoter in questo senso, perché il Vinitaly oggi è la prima fiera del mondo nel vino, ecco, dando dei numeri anche qui, per quello dico le cose a Verona, per una serie di contingenze favorevoli vanno anche bene, ovviamente grandi imprenditori, grande capacità, però le città tipo Brescia che hanno avuto il siderurgico e il metallurgico hanno pagato un prezzo maggiore alla crisi rispetto appunto a una città. Mentre Verona, per quanto riguarda... noi per il vino, se consideriamo che il Veneto è il primo esportatore d'Italia, perché il Veneto esporta 1 miliardo e 800 milioni di euro di vino all'anno, Verona fa la metà da sola, Verona fa 900 milioni di export di vino da sola, perché con soprattutto Amarone, Soave, Lugana, Amarone in particolare. Diciamo, Sindaco Tosi, che il lavoro E quindi, diciamo, per questi motivi il nostro territorio, pur soffrendo, soffre meno di tanti altri. Vabbè, andiamo a prendere un goccetto d'acqua, un caffettino e poi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Tra poco rimanete con noi.